Il Parco in Bici, la manifestazione che a Porto Tolle vuole inaugurare la stagione turistica proponendo il mezzo più idoneo per conoscere il vasto territorio del Delta del Po, ricco di bellezze paesaggistiche e naturalistiche, permette anche, grazie alla sapiente e collaudata regia della Proloco, di conoscere un po' di storia e gustare i sapori della tradizione. Anche quest'anno siamo riusciti a far partire la carovana del Parco in Bici, giunto alla 13ª edizione. Parco in Bici che ormai da anni si è proposto di portare la gente a visitare il nostro stupendo territorio, un territorio che si presta sicuramente tantissimo alle pedalate. Abbiamo molte strade percorribili, ciclabili, naturali, naturalmente che si possono girare tranquillamente in relax assoluto. La nostra iniziativa vuole portare la gente a curare di più la salute, camminare. Fa bene, fa molto bene a tutto, alla salute, fa bene alla mente, fa bene a tutto, perché in questo momento, in questi anni così sedentari, ecco, il Parco in Bici sicuramente è quello che fa sì che la gente si possa essere finalmente in movimento e star bene. Quest'anno questa iniziativa Parco in Bici calzava perfettamente tutto quello che noi vogliamo stimolare, cioè la camminata, il giro in bicicletta, le bellezze del nostro territorio, e di conseguenza ci siamo uniti a pubblicizzare questa iniziativa nelle scuole con gli insegnanti. Abbiamo mandato una nostra lettera dall'azienda RULS. Abbiamo detto che questa è un'iniziativa da stimolare nelle famiglie, cercando di aumentare soprattutto le conoscenze del nostro territorio, perché muovendoci nel delta noi riusciamo anche ad apprezzare le bellezze degli animali, della fauna, dei percorsi, e quindi forse mettiamo in macchina le biciclette la domenica e veniamo in Polesine a correre e a muoverci. Oltre a questo c'è un discorso di alimentazione. Proprio in questa occasione ci sono degli stand dove si mangia il buon pesce polesano con le nostre vongole. Noi praticamente ormai da 3 anni stiamo portando avanti il chilometro zero. Ricordo che adesso c'è anche la riscoperta e la ricerca di quello che è il pesce nostro del nostro litorale, che è un pesce azzurro ricco di grandissime qualità nutrizionali, e quindi attività motoria, alimentazione sana, bel paesaggio, penso che sia il massimo che noi possiamo dare alla nostra cittadinanza. È anche occasione per ripensare il concetto di vacanza, non più intesa come assoluto riposo del corpo, oggi necessità secondaria rispetto alla sopravvenuta esigenza di attività fisica derivante dalla diffusa abitudine alla sedentarietà. Su questo fattore sono molto rattristita, perché dobbiamo ricordare che il Polesine ha un tristissimo primato, che è quello del 38% dell'obesità infantile. Se questo tipo di turismo venisse incentivato e le famiglie riuscissero proprio a capire l'importanza del movimento, non una settimana all'anno, ma fosse proprio quotidiano, il fine settimana, fare una passeggiata sulla spiaggia, fare una passeggiata sui percorsi itineranti, una bella camminata, una bella biciclettata, forse riusciremo anche a contrastare quello che è l'indice dell'obesità. Però poi dobbiamo anche ricordare un altro discorso, cioè quei bambini che noi abbiamo come 38% di obesi e in sovrappeso oggi saranno sicuramente le persone malate di domani. Però dove c'è un bambino in sovrappeso c'è una famiglia che ha scorretti stili di vita, quindi mangia male, si muove poco, quindi dove noi riusciamo a far capire l'importanza del movimento quotidiano vuol dire dare una grande svolta a quello che è l'incidenza delle malattie, e soprattutto dare un segnale di salute. Il movimento e l'alimentazione sana sono l'unico modo per contrastare le malattie degenerative che ci sono oggi, quindi diabete, cardiopatia, eccetera. Naturalmente alla salute del corpo si associa quella dell'anima, e in questo senso la Proloco si prodiga per sfruttare al massimo la qualità dei luoghi che la natura ha generosamente plasmato. Noi abbiamo preparato delle guide che non sono guide professioniste, sono persone che abitano il luogo. In questo caso la 13ª edizione si svolge nell'isola di Polesine Camerini, quindi queste guide hanno avuto modo di vedere il loro territorio che vivono tutti i giorni sotto un profilo culturale, conoscerne gli aspetti storici, naturalistici, geografici, e
per poi trasmetterli durante le uscite in bici ai turisti e ai visitatori. Quindi le uscite hanno una doppia valenza: da una parte danno un valore aggiunto alle persone che vengono a Parco in Bici, quindi escono, fanno l'uscita in bici, i due percorsi di 15 e 27 km, ma sono percorsi non solo che danno movimento al corpo, ma danno movimento al pensiero, perché visitiamo, capiamo dove siamo e conosciamo questo territorio unico in Italia e tra i pochi in Europa, il Delta del Po. Ed è un valore aggiunto per chi abita questo territorio, perché ha potuto conoscerlo, perché non sempre abitare corrisponde a conoscere, e questo si auspica sia anche un motore per la conoscenza del territorio, per una valorizzazione che parte dal basso, quindi. E questo noi crediamo sia vera cultura.